Geo Oikos, rassegna promossa dalla Regione Veneto, si è svolta a Verona con un'affluenza di più di 150 espositori. Le eccellenze della nostra regione sono tante, che abbiamo individuato nell'elaborare il piano regionale territoriale di coordinamento. Non solo sono tante, ma sono la dimostrazione che amministrazioni provinciali, amministrazioni comunali e regione, insieme a privati, hanno la possibilità di fare un patto, che è quello di mettere insieme le migliori intelligenze per delineare il terzo Veneto. Perché dopo il Veneto del dopoguerra, dopo il Veneto dell'esplosione delle piccole e medie imprese, c'è il Veneto delle eccellenze, il Veneto della buona qualità della vita, il Veneto della contemplazione, ma anche il Veneto del dinamismo fast, il Veneto che guarda oltre il 2010, oltre il 2020. Ebbene, a Verona ci sono le progettazioni, le idee e anche in parte le realizzazioni di quel Veneto, di quel terzo Veneto, pieno di qualità, che guarda a un Veneto nuovo, quello che partendo dal nostro passato ci porterà ad avere fra massimo 15-18 anni più di 5 milioni e mezzo di persone. Ecco perché abbiamo ritenuto interessante una rassegna con le eccellenze, in modo che si contaminassero i buoni progetti, si contaminassero le buone cose. Un conto è progettare, un conto è realizzare. Qui ci sono i realizzatori. I realizzatori sono in grado di mostrare cosa si può fare e uomini e donne della nostra regione delineano un Veneto nuovo, un Veneto fatto di consapevolezza per una regione che ha tutti i sistemi ambientali presenti in natura realizzati nel proprio territorio. Siamo orgogliosi di questo Veneto. Geo Oikos rappresenta per il nostro gruppo di aziende un'importante vetrina per mettere in evidenza un concept progettuale che abbiamo nominato Greenway Boschi e Fiumi della Repubblica di Venezia. Il concept che viene presentato si differenzia da quanto probabilmente si può vedere attorno a questa rassegna, perché mette in moto una vera e propria sinergia tra gli operatori pubblici e gli operatori privati. Le sue linee guida dal punto di vista proprio strategico sono la costituzione delle Greenway, quindi degli itinerari naturalistici e degli itinerari fluviali, delle ipovie, che permettono di definire 4 corridoi naturalistici del Piave, Livenza, Monticano e Lemene. Quindi una progettazione sia a livello di pianificazione territoriale all'interno delle province di Venezia, Treviso e Pordenone, sia anche una progettazione all'interno di quelle che sono le aree dei borghi rurali. Non si parla solo di realizzazioni dal punto di vista proprio edificatorio, ma anche di realizzazioni dal punto di vista nautico. Tanto per dire, non parliamo quindi solo di costruire musei e residenze e servizi, ma anche di costruire sull'acqua. In questo caso importantissima l'abbinata di 2 importantissimi leader del mercato, che sono Cristian Grande di Parma e Rizzo, che è un'azienda della provincia di Padova, che assieme hanno presentato per questa edizione di Geo Oikos il prodotto Casa Barca. Si tratta di una struttura polifunzionale che permette di sfruttare al massimo quello che sarà, dal nostro punto di vista, un sistema nuovo di insediativo anche per le lagune e che permette di definire degli spazi realmente nuovi in sintonia soprattutto con l'ambiente. Casa Barca è un progetto innovativo volto a qualificare la laguna veneta. È un progetto innovativo perché interpreta in modo nuovo l'abitabilità. Questi moduli si compongono a costituire nuovi spazi abitativi e non solo abitativi, tant'è che l'idea è di un progetto capace di essere rivolto al privato così come al settore alberghiero, un progetto volendo anche per creare aree di ristoro e ambienti nuovi.
Sicuramente molta attenzione è stata volta al rispetto della natura e rispetto paesaggistico. Il progetto lo definirei ecologico, è costituito da moduli che sono comunque ricoperti da strutture lamellari in legno, capaci di essere proprio avvicinabili all'ambiente circostante. Sicuramente non è una barca, sicuramente non è una casa, ma è esattamente una casa barca.